Sono convinto che la conoscenza sia la grande risorsa del futuro. E noi dobbiamo comunque sempre immaginare la parte economica legata ai beni culturali. Questo tema non può mai essere slegato. L'industria culturale in Italia è potenzialmente molto importante. Credo che ci siano ampissimi spazi di miglioramento. Questo settore sta come il resto del paese. Ce la può fare, ma non è detto che ce la fa. Gli italiani sono abituati alla cultura come patrimonio, meno come prodotto, ma una nuova generazione di operatori culturali vede le cose diversamente. La cultura è attorno a noi, è il brivido che proviamo quando ammiriamo un'opera d'arte. Non è solo un dono, è un patrimonio che nasce da un investimento. Il nostro obiettivo è quello di promuovere e diffondere lo straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro paese, che noi siamo convinti sia la prima risorsa identitaria che abbiamo, che siamo convinti che sia una grande risorsa anche dal punto di vista economico. Cattleya è nata con un'idea di base, mettere su gambe industriali la creatività, e oggi possiamo dire che è abbastanza realizzato. A volte si ha la sensazione che la cultura sia meno industria della carpenteria metallica. Il più grande degli artisti, da solo chiuso in una stanza, nella migliore delle ipotesi produce sudore, ma non cultura. Nel 96 noi abbiamo iniziato un primo progetto che metteva in rete 90 comuni della provincia di Ascoli Piceno. A questo è seguito un progetto analogo nel 99 con la provincia di Ancona, quindi noi questo concetto l'abbiamo traslato un po' in generale. La cultura va pensata come un grande distretto industriale che sappia fare rete e offrire servizi migliori in una dimensione di autosufficienza, per tornare ad occupare il posto che merita in quello che è diventato un mercato globale. Basta un confronto internazionale con alcuni nostri partner anche vicini per accorgerci della distanza che ci separa e di quanto dobbiamo fare per avvicinarci ai migliori standard, almeno europei. Insomma, da questo punto di vista molta strada deve essere ancora fatta. Niente come un prodotto culturale può cambiare facilmente forma per adattarsi agli strumenti, ai canali, ai contesti. Pensare solo per libri, film o affreschi è riduttivo. Siamo partiti con un lavoro di grande collaborazione con l'editoria. Ad esempio potrebbe essere Romanzo Criminale. È un libro di cui abbiamo avuto conoscenza mentre veniva scritto. Volevamo riportare di nuovo un grosso film di genere, l'attenzione del pubblico italiano. Abbiamo pensato che quel romanzo fosse uno spunto giusto ed è uscita fuori quella serie che è stata un punto di rottura. E credo che lì abbiamo un po' realizzato il nostro meccanismo bene. Noi abbiamo coinvolto nelle nostre attività oltre 100 laboratori artigiani, abbiamo lavorato con 120 artisti e naturalmente il numero è sempre in crescita. Gli italiani non sono molto portati per il lavoro di squadra. Ci sono meccanismi che funzionano bene se gli ingranaggi sono tanti, sono grossi e girano insieme. L'italiano è facilmente creativo. Non è altrettanto facilmente organizzato, come sappiamo. Il problema è quello, riuscire a organizzare una grande creatività diffusa. Siamo in un paese che quando è stato leader nel mondo lo è stato perché ha promosso questa unione tra il sapere, l'attenzione per la bellezza e la creatività manuale. I prodotti industriali non lavorati da soli, senza marketing, non trovano spazio sul mercato. E lo stesso vale per la cultura. Il nostro paese possiede il maggior numero di siti patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo primato però non rende l'Italia il paese più visitato al mondo. Nel 2013 è stato il quinto paese per numero di visitatori, poco più che la metà di quelli della Francia. È evidente che il potenziale dell'industria culturale italiana è parzialmente inespresso. Oggi in Italia gli investimenti nella cultura sono ancora molto bassi. Bisogna assolutamente che anche a livello istituzionale ci si renda conto che la cultura è il carburante per il domani. La nostra banca, al di là della retorica sulla cultura, cerca di fare delle cose concrete. Per esempio finanziare il cinema, finanziare la televisione. È un'attività tutta a bassa intensità di capitale, cioè 1 milione investito nell'audiovisivo dà più posti di lavoro di qualsiasi altra cosa. Sono posti di lavoro di grandissima formazione e di grandissima anche gratificazione per chi li fa, cioè sono lavori che fatti bene fanno molto bene anche a chi li fa. Noi abbiamo un team specializzato in grado di valutare
e di selezionare le idee buone e finanziare quelle che hanno un futuro, che si possono vendere a livello internazionale, quelle che rappresentino un salto dal punto di vista dell'industria della cultura. Detto questo, io credo che ognuno di noi, e parlo degli operatori del mondo della cultura, debba soprattutto fare con molta coscienza questo mestiere, pensando che se ognuno di noi porta un mattone, allora possiamo costruire un grande edificio. Con la cultura si mangia, si può fare impresa e si può fare impresa di qualità. Quindi in ogni tavolo dove si fa un ragionamento di valorizzazione dei beni culturali devono esserci persone che si occupano di economia della cultura. Quindi il grandissimo servizio pubblico che puoi rendere al Paese è quello di essere un moltiplicatore della produzione di industria culturale. In uno scenario dove la cultura diventa il marchio di un paese, saperla promuovere al meglio significa creare ricchezza e garantirla a chi verrà dopo di noi. Industria culturale, industria culturale, industria culturale. Ripetiamolo, abituiamoci all'idea. È giusta, è normale, funziona da millenni e produce reddito.